c'è un'indagine in corso e faccia tutto il lavoro che la magistratura deve fare, magari rapidamente, ma lo faccia, ci mancherebbe altro. Ma non si può essere così irrispettosi, sono persone veramente irrispettose. Questa sarebbe l'opposizione in sta città. Questi votereste sta roba qua, fuori dalla porta c'è sta gente, c'è soltanto perché uno ha avuto o un avviso di garanzia o addirittura è stato citato da qualche parte dove dimettersi. Persone per bene, persone che fino a prova contraria sono innocenti, finché non c'è un processo che è stato definito, sono persone libere e innocenti che stanno facendo il loro lavoro. Abbiamo tolto dove è stato necessario le deleghe specifiche proprio per evitare qualsiasi commistione e stiamo tutti lavorando per mandare avanti la città, tra l'altro con grandi successi. Vorrei ricordare all'ultimo quello del Lido, ringraziando ovviamente la Biennale, la Barbera, tutti quanti bravi, ma anche il Comune ha fatto il suo, ACTV, Veritas che pulisce. L'avete viste tutte queste cose qua, la città va avanti. Adesso facciamo la conferenza stampa per parlare delle giostre perché la gente vuol vivere, vuol lavorare. Io capisco la strumentalizzazione, capisco che non abbiano argomenti. L'ennesimo consiglio comunale per chiedere le dimissioni anche ai dirigenti che non... Ma cioè veramente siamo a qualcosa di incredibile. Guardate, tenetene conto quando sarà il momento di andare a votare perché questa è la gente che si sta proponendo per essere l'alternativa. Siamo il peggio del peggio, non ci sono parole, veramente vergognose. Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco Brugnaro alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione che, oltre a un consiglio comunale straordinario, chiedono le dimissioni dei dirigenti indagati nell'inchiesta Palude. Il primo cittadino, indagato a sua volta, ha evidenziato ancora che in città si lavora e i progetti stanno andando avanti e per quanto riguarda la nomina del nuovo assessore comunale ai trasporti dichiara: Stiamo ragionando sulle deleghe. Ha già qualche idea? Sì, io ce l'ho, ma non la dico.